con me o con Gabriel, con Maggie o Joshua, chi altro c'è? Con Sorino Medea, chiunque che sia giovane e sposato potete parlare con loro. E passiamo ai responsabili di questa sera. Per i preadolescenti, che sono, mi sa, tutti qua davanti. No. Ah, ok. Vi lascio in sospeso questa parte e dopo ne riparleremo, ok? Bene, do la parola alla Lode.
Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Tutto ciò che io lo verso ai piedi tuoi. Non importa quanto è costato, Gesù, il tuo valore è maggiore. Prezioso Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per
Potete sedervi. Bene, grazie al gruppo di Lode che ci ha messi nell'atmosfera giusta per ricevere la parola. È un momento di comunione, un momento tutti assieme in cui possiamo ascoltare la parola di Dio, in cui possiamo lodare il suo nome, un momento in cui la gioventù si raccoglie. Vedo una bella gioventù qua davanti, una meno giovane gioventù dietro, quindi iniziamo con la nostra riflessione. E stiamo predicando sul Sermone del Monte. Abbiamo iniziato la scorsa volta, le scorse volte abbiamo parlato di essere sale della terra, di essere luce nel mondo, e abbiamo iniziato sabato scorso con le beatitudini. E qual è la prima beatitudine? Posso chiamare Miguel e rifare l'intera lezione. La prima beatitudine, beato chi è povero. Beato chi è cosa? Come? Beato chi è povero in spirito. Molto interessante la parola beato perché dal greco è makarios, che vuol dire qualcuno che è felice, qualcuno pieno di soddisfazione, qualcuno che è appagato e estasiato. Con tutto l'elenco delle beatitudini, Gesù ci mostra in primis il suo carattere, come lui è, come lui si comporta nel mondo, come lui vive, e allo stesso modo ci mostra come noi ci dobbiamo comportare e ci mostra la strada attraverso la quale lui ci accompagna in paradiso, perché questo è il focus delle beatitudini. Beato, felicità, perché beati i poveri in spirito, dice all'inizio Gesù, perché di essi, l'ho sentito debole qua a sinistra, è il regno dei cieli. Questo è l'inizio, questa è la strada che Gesù ci dà per andare all'eternità verso di lui. Quindi lui ha iniziato dicendo, immaginate, lui aveva questa folla oceanica che lo seguiva perché lui faceva guarigioni, lui portava uno scopo alla vita delle persone, lui insegnava in modo potente, si siede su un monte, parla a una folla e la sua prima lezione è: beato chi è disperato, vulnerabile e senza risorse, perché queste persone entreranno nel mio regno. E già qua il messaggio di Gesù è un messaggio al contrario, un messaggio che non funziona secondo la logica umana, perché uno si aspetterebbe, chi è forte, degno e valoroso entra nel regno di Dio. No, chi è debole, chi è dipendente, chi riconosce la propria povertà e che riconosce di aver bisogno di Gesù, è colui che avrà l'ingresso nel regno dei cieli. E la seconda beatitudine è sempre con questa logica di un mondo a testa in giù, di un mondo al contrario, perché siamo nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Se avete la Bibbia cartacea vi invito ad aprirla, se avete quella digitale vi invito ad aprire quella, e siamo al versetto 4 del capitolo 5 del Vangelo di Matteo con la seconda beatitudine, in cui Gesù dice: beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Preghiamo che il Signore ci parli questa sera. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, abbiamo alzato a te un momento di lode, solo per la tua gloria, Signore, solo per esaltare il tuo nome. E Gesù, ora noi ti preghiamo che tu possa essere qui presente in questa stanza, nel tuo spirito, Signore, che tu possa parlare ai nostri cuori, che tu possa portare guarigione e che il tuo Santo Spirito, il Consolatore, possa portare consolazione a chi è afflitto, a chi è triste, Signore. E noi ti chiediamo, parla ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Felice è colui che è triste. Questo è l'inizio del versetto. Beato chi è in lutto, beato chi piange, beato chi si affligge, perché sarà consolato. È molto strano, no? Il regno di Dio. Lui dice che è felice chi è triste, che è forte chi è debole. È tutto al contrario, come si diceva. Noi vediamo sempre dal greco che gli afflitti, in questo caso, è un verbo attivo, è una persona che attivamente si affligge, che attivamente piange dentro di sé e che si fa del male, tra virgolette, per la sua situazione, continua a soffrire e a piangere dentro di sé. E come ha anticipato Larissa prima, la predica di questa sera non è affatto semplice, perché questa sera parliamo di dolore.
E questa sera Gesù andrà a toccare in punti della tua vita che tu fai finta che non esistano. Quei punti che ti fanno piangere di nascosto nella tua camera, quei punti che ti fanno dire agli altri no, tranquillo, va tutto bene, sono solo un po' stanco, sono solo un po' stanca. Quelle ferite vergognose che nascondiamo, che ci fanno del male. Perché, come abbiamo visto, Gesù è un Dio di luce e Gesù va a illuminare dove noi mettiamo l'ombra, va a mostrare quello che noi nascondiamo. È molto interessante il nostro Dio. E io sono sicuro che ciascuno di noi qua dentro ha sofferto. Ovviamente i più giovani avranno avuto un po' meno occasioni per soffrire, più avanti si va con l'età, più la lista di sofferenza alle spalle è molto più lunga. E sono sicuro che non hai solo vissuto sofferenze tu, ma tu hai anche una famiglia, hai dei fratelli, delle sorelle, amici, amiche, hai un moroso, un'amorosa, un marito, una moglie, dei figli, e tu hai visto sofferenza anche nella loro vita. Io sono sicuro che per ciascuna persona qua dentro c'è una o più domande che tu potresti fare a questa persona per vedere la felicità sparire dai suoi occhi. Ogni persona ha una serie di domande che se gliele fai, gli sguardi si abbassano, inizia un po' di mutismo, non parla, la persona diventa silenziosa, scontrosa, non è vero? E questo succede anche a noi, giusto? A te che mi stai ascoltando. E spesso i pastori, i predicatori dicono questa cosa, la posso confermare perché la vedo da qua, che quando tu predichi, quando tu dici determinate cose, vedi la reazione delle persone, vedi gli sguardi che iniziano a fissarsi su di te, a vagare, ad abbassarsi, e ci sono delle parole chiave che molto spesso causano questa reazione. A volte la parola, nella sua semplicità, è papà. La parola papà, per molte persone, nella nostra chiesa, nella nostra vita, porta molto dolore dentro di sé. O la parola mamma, o la parola fratello, o la parola sorella, o la parola solitudine, depressione, ansia, aborto, violenza. Sono tutte parole che evocano ricordi, sensi di colpa, situazioni dentro di noi che ci fanno male. Giusto? Perché per quanto noi cerchiamo di guardare il lato positivo delle cose, noi viviamo in un mondo di dolore. E questo è molto chiaro dalla parola di Dio. Nel capitolo 8 della lettera ai Romani, ne leggeremo molto spesso dalle lettere di Paolo questa sera perché parla molto di questi temi. In Romani 8, dal versetto 20, Paolo scrive che tutta la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme e è in travaglio. È interessante, hai mai pensato che il mondo sta soffrendo in questo momento per il peccato? Il mondo sta attivamente piangendo per il peccato? E non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Noi viviamo in un mondo pieno di dolore, dove c'è colpa e dove c'è tristezza a causa del peccato dell'uomo. Per vedere che il mondo non è un bel posto, ci basta accendere la TV, aprire il telefono, guardare un po' nei social, leggere un giornale a caso, ascoltare le persone di che cosa parlano. Io vi chiedo, pensate così, nelle vostre scuole, nei vostri luoghi di lavoro, a spanne, quanta percentuale di quello che dicono le persone è negativo? È una lamentela? È un ricordo negativo? È una preoccupazione? Una tristezza? Uno sfogo di rabbia? Quante volte le persone evidenziano cose negative della vita? Perché ci sono tanti aspetti negativi della vita. E quindi una delle domande che portano le persone alla parola di Dio è proprio questa. Perché noi soffriamo? Perché esiste il dolore? Dio, perché?
E quindi io mi rendo conto che la parola di questa sera sarà molto difficile, lo è per me in primis, ma queste sono domande che ci facciamo. Magari alcuni di noi si sono chiesti: Dio, perché i miei genitori hanno divorziato? Perché litigano? Perché mio papà è andato via? Perché mia mamma è andata via? Perché è morto mio papà? Perché è morta mia mamma? Perché io litigo con queste persone? Perché sono da solo? Perché ho questi pensieri di ansia? Perché ho questi pensieri suicidi? Questo è il problema del dolore, è il problema della vita umana. La vita umana ha dentro di sé molto dolore e tutti noi lo sappiamo molto bene. E questo tema viene toccato molte volte nella Bibbia. Pensate al libro delle Lamentazioni, o per esempio al libro di Giobbe. Se andate al 3° capitolo di Giobbe, è un intero capitolo di Giobbe che grida desiderando di non essere mai nato per il dolore che stava provando. Oppure anche nel libro di Ecclesiaste, che vede tutto questo sforzo, ma alla fine è tutto vano, è tutto doloroso. Il creato geme di dolore. Il dolore arriva nella nostra vita, arriva inspiegabile e a volte non pensiamo nemmeno di meritarlo, arriva e basta. Arriva su chi è giusto, su chi è ingiusto. E se ci pensate, capita anche ai credenti il dolore. Una testimonianza che forse molti di voi ricorderanno è quella di Pastor Marcello, che era nella chiesa di Padova. Un uomo che era venuto qua, quarantenne, diciamo nel centro della sua vita adulta, venuto a servire il Signore qua in Italia, una moglie, una figlia adolescente, un figlio di 5 anni, improvvisamente una malattia fulminea, nel giro di un mese è morto. Perché? Dio, perché? E io voglio iniziare questa predica dicendo che non devi aver paura di questa domanda, perché è esattamente la domanda che Dio vuole che tu faccia. Questo è uno degli atteggiamenti che noi dobbiamo avere in risposta al dolore. E questa sera Gesù è qui per dirti: vieni a me con la tua tristezza, vieni a me con le tue lacrime, vieni a me con il tuo lutto e io trasformerò le tue lacrime in una danza di gioia. Questa è la promessa del Signore. Perché solo il Signore può fare questo, il nostro Signore Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è Dio, giusto? Noi questo lo sappiamo. Gesù ci porta la pace, Gesù ci porta una consolazione che è al di sopra di qualunque consolazione che il mondo terreno e gli altri esseri umani ci possono dare. Perché Gesù è il nostro Dio perfetto. Lui è capace di guarire ogni ferita, di consolare ogni singolo dolore. Ma Gesù non è solo Dio. Gesù è anche uomo. È uomo come me, è uomo come te. Gesù prova gli stessi sentimenti che proviamo noi. Cito solo alcuni episodi. Nella Bibbia noi, quando il centurione fa la sua famosa dichiarazione di fede, la Bibbia dice che Gesù si stupì, se lo guardò a bocca aperta. Ci ricordiamo che la Bibbia racconta che quando Gesù trovò i mercanti nel Tempio si infuriò, fece una cordicella di pelle e li cacciò via. Quando Gesù andò nel villaggio di Lazzaro e Lazzaro era morto, Gesù si prese un tempo per piangere. Un tempo per piangere. Gesù pianse, è il versetto più breve di tutta la Bibbia, ma è quello che riesce a catturare quanto umano è il nostro Dio. Soprattutto il nostro Dio uomo Gesù è colui che si è caricato di dolori indescrivibili per amor nostro. Nel famosissimo capitolo 53 del libro di Isaia, dal versetto 3 al versetto 5 viene detto che cosa ha fatto Gesù per noi. E ascoltate bene queste parole e pensate al dolore che ha vissuto Gesù. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Il dolore è centrale nella vita cristiana,
perché il dolore è centrale nella nostra salvezza. Se Cristo non avesse patito il peggior dolore della storia umana, noi non avremmo l'accesso al paradiso. E quando tu piangi, e so che tutti noi qua dentro abbiamo pianto, Gesù, il tuo Dio, sa che cosa stai provando, sa che cosa significa. Gesù sa che cosa significa il lutto, Gesù sa che cosa significa il dolore fisico, Gesù sa che cosa significa la solitudine, che cosa significa l'abbandono. Gesù conosce questi sentimenti molto dolorosi e molto profondi. Quando Gesù pregava nel Getsemani, lui sudò sangue per quello che sentiva in quel momento, mentre lui pregava al Padre di allontanare da lui il calice della croce. Ed effettivamente ci sono dei dolori che Dio ci risparmia. Nella sua parola Dio ci dice che Lui non permette che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. Non veniamo spinti oltre quello che Lui ci aiuta a tollerare, ma altre volte Lui permette che il dolore avvenga nella nostra vita. L'abbiamo visto con Giobbe, no? Nel libro di Giobbe lo vediamo. Dio permette dei dolori orribili nella vita di Giobbe. E a volte noi soffriamo per i sensi di colpa, no? A volte il nostro dolore viene dalla colpa, dal fatto che abbiamo sbagliato, che abbiamo commesso un peccato, abbiamo fatto del male a qualcuno e noi ci sentiamo in colpa e soffriamo e continuiamo a metterci sotto tortura, ad accusarci, a tornare su quel ricordo vergognoso. Alle volte noi facciamo così e alle volte sono gli eventi della vita, che sia una cosa piccola come ha perso la mia squadra del cuore, ho perso il telefono, non lo trovo più, oppure delle tristezze molto più grandi, ho litigato con un mio amico, ho fatto una sceneggiata furiosa ai miei genitori, adesso sto male, ho perso qualcuno a cui volevo bene. Tante cose avvengono nella nostra vita, ma Dio ci dà sempre la possibilità di scegliere che cosa fare di questo dolore che ci ritroviamo tra le mani. Alle volte noi non scegliamo di avere questo dolore, ma possiamo scegliere che cosa farne una volta che ce l'abbiamo. Quando è arrivato questo dolore possiamo scegliere cosa fare. E quello che Gesù ci chiama a fare è prendere questo dolore e metterlo nelle sue mani, affinché sia Lui a portare grazia e guarigione nelle nostre vite, perché se noi non lo facciamo, se noi permettiamo a questo dolore di andare sempre più a fondo dentro di noi, questo dolore diventerà amarezza, ci avvelenerà il cuore e lentamente ci ucciderà. Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 10, che la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. È giusto che tu ti senta triste quando sbagli, è normale, ma questa tristezza deve portarti al ravvedimento, a chiedere perdono a Dio, non a avvelenarti di sensi di colpa, del quale non c'è mai da pentirsi, scrive Paolo, ma la tristezza del mondo produce morte. Questa è la spirale, no? La spirale depressiva che ci porta sempre più giù e che alle volte può terminare nel suicidio. La tristezza del mondo ci avvelena fino a togliere ogni colore, ogni gioia dalla nostra vita. E quello che Gesù vuole fare, indipendentemente da dove vengono i tuoi dolori, è risollevarti il viso. Come ho detto, è molto difficile questa parola, ma noi non siamo soli. Poco prima di morire, in Giovanni capitolo 14, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò al Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia sempre con voi». Questo è lo Spirito Consolatore, il nostro avvocato, il nostro difensore, quell'amico che è accanto a te, cadesse il mondo, lui c'è. Quello è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è Dio, come Gesù è Dio. E lo Spirito Santo, se tu credi, è sempre con te. È lì a consolarti, è lì a consigliarti. Fino alla fine dell'età presente Gesù è con noi, lo Spirito Santo è con noi. Ti è mai capitato di avere in mano la Bibbia, di leggere un particolare versetto, di leggere un particolare pezzo e di vederlo in una chiave diversa? Magari sei in un momento di dolore, un momento di difficoltà, ti senti chiamato a leggere un pezzo particolare della Bibbia perché sai che ti aiuta e senti una forte emozione dentro di te.
Senti davvero di venire consolato, di venire guarito, o senti di voler piangere, di voler buttare fuori tutto quello che senti? Quello è lo Spirito Santo che agisce. Lo Spirito Santo che porta guarigione e libertà attraverso la sua parola. Perché la parola di Dio è viva. Non sottovalutate la Bibbia, ragazzi, non sottovalutatela. È Satana che nei momenti di dolore vuole che ci isoliamo, che ci nascondiamo, che ci mettiamo in un angolo buio. Ma Dio vuole che noi andiamo da Lui. E il libro di Salmi, per chi ne ha letto, parla estensivamente di dolore, di lacrime, di tristezza. Ci sono tantissimi salmi che parlano di questo. Io voglio citarne solo uno, il Salmo 42, in cui il salmista scrive: «Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio». Queste sono parole molto importanti, sono dichiarazioni molto importanti. Nell'abisso del tuo dolore, nel momento più nero, più basso, poter alzare la testa e dichiarare: sì, ok, tutto va male, ma Gesù è il mio Salvatore e il mio Dio. Lui mi ha già salvato e mi salverà di nuovo. Questa è la fede. Questo è essere poveri in spirito. Questo è essere consolati da Dio quando si è afflitti. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Questo dice Gesù. Questo ci dice Gesù. E Gesù molto spesso nella sua parola ci ricorda che la nostra casa, la nostra meta finale, non è qui. Noi lo dimentichiamo, ma questo posto non è la nostra casa. La nostra casa è il regno di Dio, è il paradiso, è l'eternità insieme a Gesù, che noi abbiamo per grazia se noi crediamo in Lui. Noi duriamo poco su questa terra. Basta un incidente stradale, una malattia e siamo subito di là. Basta davvero, davvero poco. E Gesù ci chiama a vivere non nella paura della morte, ma a vivere con il cielo nella mente, a vivere una vita felice, una vita piena qui sulla terra, perché ogni giorno qui sulla terra è un regalo suo, ma sempre avendo in mente il regno di Dio, sempre avendo in mente Gesù. Noi siamo qua per vivere per Gesù. Questa è la cosa importante. Dobbiamo costruirci un tesoro dove conta, nel paradiso, nell'eternità. Ma noi non dobbiamo vivere solo per l'eternità, chiudendoci in chiesa, chiudendoci nella nostra camera, a cantare salmi a Dio per tutta la nostra vita. Non è questo che Gesù ci chiede, perché Gesù ha servito, guarito e consolato le persone in questo mondo terreno. Gesù oggi agisce attraverso di te, attraverso di me, attraverso la sua Chiesa in tutto il mondo per portare guarigione, nutrimento, speranza alle persone. Quando noi vediamo una missione che viene aperta e porta vaccini, cure mediche, cibo, pozzi, scuole alle persone, quella è Dio che agisce, è Gesù che tocca le vite attraverso i missionari. A un certo punto del Vangelo di Matteo, Gesù smonta dalla barca con i suoi discepoli e viene detto dalla parola che vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì i malati. Ne ebbe compassione. Gesù ha compassione. Compassione significa soffrire insieme. Paolo nella lettera ai Romani ci dice: rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. E quando noi soffriamo, perché c'è il dolore? Perché soffriamo? Ve lo sarete chiesti, giusto? Uno dei motivi che noi vediamo nella parola di Dio è che la sofferenza ci fa fermare. Quando le cose vanno bene noi andiamo sparati come un treno, facciamo sempre più cose, sempre più obiettivi, sempre più conquiste, ma il dolore, la malattia, la delusione sono cose che ci fanno rallentare e ci fanno dire: ok Signore, che cosa sta succedendo? Abbiamo dei momenti in cui ci aggrappiamo a Lui perché non abbiamo alternative. Abbiamo dei momenti in cui ci ricordiamo quanto fragile è la nostra vita, quanto facile è perdere il lavoro, perdere la salute, perdere la famiglia, e riconosciamo quanto dipendiamo da Dio. Però il dolore è anche un grandissimo maestro. Il dolore ci rende umili, calma la nostra arroganza,
Il dolore tempera i nostri difetti, ci dà una saggezza maggiore perché ci fa capire come comportarci nelle difficoltà. E il dolore soprattutto ci aiuta a comprendere gli altri, giusto? Tempo fa io parlavo con una persona e dissi a questa persona: sai, io non ho mai capito davvero la tua tristezza. Non l'ho mai capita davvero, finché non ho provato una sofferenza simile. Ed era vero, questa persona soffriva, mi parlava dei suoi problemi e io non capivo, io non riuscivo a empatizzare. Dopodiché ho avuto un momento di difficoltà molto lungo in cui continuavo a dire Signore perché, e una volta che ho parlato con quella persona e lei mi ha condiviso i suoi problemi, io ho capito molto più a fondo di che cosa si stava parlando, ho capito molto più a fondo che cosa intendeva con il suo dolore, con la sua sofferenza. A volte è questo il motivo per cui Dio permette che noi soffriamo, per poter empatizzare e avere compassione con le persone. Paolo nella seconda lettera ai Corinzi lo dice in questo modo. Nell'inizio della lettera, dove sta benedicendo Dio, dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Lui è il Dio delle consolazioni. Le consolazioni dal dolore vengono da Lui, il quale, questo Dio, ci consola in ogni nostra afflizione, in ogni nostro dolore, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Dio permette il tuo dolore perché Lui possa toccare il tuo dolore e dopodiché mandarti a chi soffre. E Dio può fare miracoli con il tuo dolore. Nella Bibbia è pieno di storie di persone che nel loro momento più basso sono state usate in modo meraviglioso da Dio. Pensate all'esempio di Gesù. Il momento più grande e glorioso della vita di Gesù, la resurrezione, è stato grazie al suo sacrificio, la sua morte. Lui ha sofferto perché a noi arrivasse la salvezza. E quindi anche noi, quando soffriamo, Dio può usare quella sofferenza per portare guarigione. E quindi questo è uno degli inviti di Dio. L'invito di Gesù questa sera. Gesù ebbe compassione delle folle e Lui ti sta dicendo: abbi compassione, abbi pietà di chi soffre. Per concludere, quello che voglio dire è che Gesù è vicino a te nel tuo dolore e con questa beatitudine Lui ti promette che sarai consolato da ogni tuo dolore quando sarai lì nel regno di Dio. Lì non ci sarà più dolore, ci sarà una gioia che ci renderà Makarios, beati, con una felicità che non abbiamo mai provato prima, una felicità sovrannaturale che viene da Dio. Però io adesso ti invito a fare un lavoro di introspezione, non sarà bello, ma la verità è sempre una cosa utile, una cosa che ci fa del bene. E io so che mentre io parlavo di dolore, di sofferenza, tu avevi in mente una situazione molto specifica della tua vita. So che tu hai pensato a eventi specifici, a situazioni specifiche. Forse hai pensato a delle persone che ti hanno fatto del male, o forse la persona che ti ha fatto del male sei proprio tu. Forse è un dolore con cui che non hai mai condiviso, un dolore che tieni nascosto nel tuo cuore di cui non parli con nessuno. E forse è un dolore che ti sta lentamente uccidendo. Ora, quello che io ti invito a fare è affidare questo dolore a Dio. Io ti invito a chiedere a Dio di intervenire in questo dolore, a chiedere a Dio di intervenire in questa situazione, di insegnarti a perdonare chi ti ha ferito, anche se sei tu, e chiedere a Dio che Lui possa guarire le ferite più profonde del tuo cuore, quelle più vergognose, quelle più vecchie, quelle che non hai nemmeno il coraggio di confessare da quanto hai perso la speranza, da quanto sei imbarazzato al riguardo. Però non voglio che tu ti fermi qui. Quello che il Signore ti sta chiamando è sì, lavorare su te stesso, sul tuo cuore, ma non è solo questo. Ci sono delle persone attorno a te. Ti invito a guardarla, la persona alla tua destra, alla tua sinistra, davanti, dietro.
io ti posso garantire che questa persona ha sofferto molto nella sua vita. Se tu ti fermi a chiedergli in cosa ha sofferto, questa persona ti risponderà. Forse non vorrà, certo, rispettiamo il silenzio delle persone, ma ognuno di noi ha un grande dolore nella sua vita. Treviso è piena di persone che hanno sofferto, il mondo intero è pieno di persone che hanno sofferto e che soffrono. Ci sono depressioni, guerre, sfruttamento, schiavitù, prostituzione, povertà. C'è tantissimo dolore nel mondo e voi lo vedete, voi lo sapete che c'è. E Gesù ti sta chiamando questa sera. Vuoi che il dolore che provi nella tua vita diventi un miracolo nella tua vita e in quella degli altri? Vuoi che la tua vita diventi uno strumento di guarigione per le persone accanto a te? Questo è il momento per fare come Gesù. Gesù vide chi soffriva e ne aveva compassione. Lui metteva la mano sulle ferite di chi stava male. Lui faceva giri molto lunghi, si affaticava molto per raggiungere chi era disperato. E questo è il mio invito. Tu devi essere luce di verità, sale di guarigione. Tu sei lo strumento che Dio vuole usare per guarire il dolore delle persone, per consolare chi è afflitto. Gesù si prende cura di chi soffre, si prende cura di te e si prende cura degli altri. E quello che ti invito a fare questa sera, invito in un momento di preghiera mentre la lode suona, non ignorare il dolore di chi soffre. È facile pensare al nostro dolore, è facile pensare ai problemi tuoi, ai problemi della tua famiglia, ai problemi della tua chiesa, ma io ti invito, alza la testa, guarda più lontano, guarda a chi piange, a chi soffre, a chi sta male nella tua casa, nella tua chiesa, nel tuo lavoro, nella tua scuola, nella tua strada. Questo mondo è pieno di dolore e Gesù vuole guarire questo dolore. Alzati dalla tua sedia, servi chi soffre, perché questo è quello a cui ci chiama Dio. Preghiamo insieme. Signore, quella che ci hai consegnato questa sera non è una parola semplice. Il dolore, Signore, è uno dei motivi che ci fa alzare gli occhi al cielo. È uno dei motivi che porta le persone a credere in te o che porta altre persone a perdere la loro fede. Ci sono persone che per il dolore si tolgono la vita, persone che cercano di annegare il dolore nel piacere, di far finta che il dolore non esista. Signore, questa stanza è piena di dolore, tu lo sai. C'è dolore visibile e dolore invisibile, c'è malattia, ansia, depressione, trauma. Ognuno di noi ha le sue ferite, Signore. E io ti prego questa sera che nel nome di Gesù tu possa fare un'opera potente di guarigione nei cuori di questa Chiesa, nei cuori di questi ragazzi. Guarisci queste ferite, Signore, tocca con la tua mano onnipotente e guarisci i cuori dei miei fratelli e delle mie sorelle. Ti prego, Signore, che tu possa risollevare loro il viso, che tu possa consolarli, asciugare le loro lacrime e mandarli. Ti prego, Signore, che questi ragazzi, che questa Chiesa sia testimone nel mondo, che c'è una verità diversa, che nel dolore ci sei tu, nella sofferenza c'è la tua consolazione, nel buio arriva la tua luce, nelle ferite arriva il tuo sale di guarigione. Ti ringrazio, Signore, perché tu ti prendi cura dei nostri dolori e tu guarisci ferite che noi diamo per irrisolvibile. E ti siamo grati per questo, Signore. Consola chi sta piangendo in questo momento, Signore. Fa che ognuno di noi possa vedere il dolore dell'altro e consolarli nel nome di Gesù. Amen. Ora vi invito ad abbracciare le persone attorno a voi che stanno piangendo, che stanno soffrendo. Se avete desiderio di condividere quali sono i vostri dolori, potete farlo. E vi invito ad alzarvi
e vivere insieme il nostro momento di lode. Trova il mio piacere, non sono degno di poter sciogliere le tue scarpe. Come la mia vita e cammino con la certezza che ritornerà. Per lui io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sto preparando un cammino, preparando il sentiero. Più diminuendo, che importa che cresca, lui trova il mio piacere, non so degno di poter sciogliere le tue scarpe. Lui la mia vita lui ritornerà per noi. Per lui sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È lui, per lui sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, e liberà, sovrano e in potere liberà, il potere è in lui, che porta con noi la sua ricompensa. Liberà, sovrano e potere liberà, il governo è in lui, che porta con noi la sua ricompensa. Per lui io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È lui, per lui io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sovrano e potere liberà, il governo è in lui, vedete, porta con lui la sua ricompensa. Liberà, sovrano e potere liberà,
sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signor dei miei giorni, è Lui, solo Lui, è Lui. Per Lui io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. La Chiesa cresce insieme. Signore dei miei giorni, è Lui, è Lui. Per Lui io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, una ultima volta, è Lui, è Lui. Per Lui io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto. Vieni ai suoi piedi, Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto. Mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto. Vieni ai suoi piedi, Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto. Tu vieni all'altare, il Padre abbraccia aperte qui, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Oh, vieni all'altare, il Padre abbraccia aperte qui, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Sei ferito e rotto nel cuore, sopraffatto del peccato tuo, Gesù ti chiama. Vieni uscita, tu non vedi più, senti un tocco nel cielo più giù, Gesù ti chiama. Vieni all'altare, il perdono ha pagato col prezioso sangue. Ancora. Oh, vieni all'altare, il Padre abbraccia aperte qui, il perdono ha pagato col prezioso
Salvatore, mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto. Vieni ai suoi piedi, Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto. Cantiamo ancora mio Salvatore, mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto. Vieni ai suoi piedi, Signor di tutto è, canta alleluia. Lui è risorto, cantiamo ancora più forte la chiesa, dai. Mio Salvatore, meraviglioso è, canta alleluia, è risorto. Vieni ai suoi piedi, Signore di tutto è, canta alleluia, è risorto. Vieni. Oh, vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Oh, vieni all'altare, il Padre a braccia aperte, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Oh, vieni ad altare, il Padre a braccia aperte, il perdono ha pagato col prezioso sangue di Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore per tutto quello che hai fatto stasera qua con noi. Grazie per la tua meravigliosa presenza, Gesù. Grazie perché tu sei risorto e per questo noi siamo qui. Se non fosse per questo, Gesù, non so cosa sarebbe di noi, di me, di tutti che sono qua. Ma oggi noi siamo qua e noi abbiamo lodato, abbiamo detto che tu hai risorto e questo è vero. E la tua risurrezione ci ha portato la vita, Gesù. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Larissa. Ok, prova? Mi sentite? Si sente? Ok. Il primo annuncio nuovo che prima non ho dato è che gli adulti possono già spostarsi nella sala dove ci sarà lo studio di Apocalisse, quindi potete tranquillamente già andare. E riepilogando gli avvisi di prima, abbiamo le iscrizioni chiuse del nostro campeggio giovani, ma per chiunque vuole iscriversi in extremis può sempre farlo. E c'è l'incontro di donne che ho detto prima, il 30 novembre qua in chiesa. E di nuovo ribadisco che chiunque voglia partecipare, aiutare nella lode, che sia cantando, che sia suonando, che sia alla proiezione, col mixer, nella live, qualsiasi cosa, luci, manutenzione della sala nera.
In ritardo, abbiamo avuto i nostri ragazzi che erano un po' stasera super agitati per il loro culto e quindi li abbiamo lasciati lodare e adorare, perché non possiamo fare 2 live insieme, no? Anche loro facevano la live. Comunque importante essere qui, stasera il Signore ci deve dire tante belle cose da parte sua e vogliamo cominciare con una preghiera perché il Signore possa indirizzarci, no? Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché, Signore, abbiamo visto i nostri giovani lodare, adorare. Adesso, Signore, è il nostro momento di studiare la parola di Dio. Questo libro, Signore, il libro di Apocalisse, è un libro così importante per la vita cristiana. Ti chiediamo, Signore, di aprire il nostro cuore, di darci la capacità di intendere con la tua mente che è guidata dallo Spirito. E ti chiediamo, Signore, veramente di aiutarci a crescere nelle tue vie questa sera. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, la settimana scorsa abbiamo studiato, l'altra settimana, prima che mi dimentichi, la settimana prossima non ci sarà lo studio perché siamo al campeggio con i nostri ragazzi, ok? Quindi fra 2 settimane riprenderemo il terzo capitolo dello studio di Apocalisse, ok? Allora, 2 settimane fa abbiamo studiato la famosa profezia delle 70 settimane di Daniele, ok? Chi è che era qua l'ultima volta che abbiamo studiato insieme, ok? Bene, allora facciamo un veloce ripasso perché la maggior parte di voi non era